Bentrovati in una puntata di A Tutto Campo, è una puntata speciale, particolare, perché avviene a metà settimana. Solitamente voi siete abituati a seguirci da martedì, ma martedì non è stato possibile anche perché per ragioni organizzative, diciamo perché giocava l'Acregas il martedì pomeriggio. Ecco, la puntata è saltata, ma riprendiamo questo giovedì e vi preannuncio che la trasmissione del martedì verrà anticipata tutte le settimane dalla prossima al lunedì, quindi lunedì alle 21 ci sarà sempre una puntata di A Tutto Campo. Sarà una puntata, come ho detto poco fa, speciale, particolare. Non ci sentiremo di parlare di Acregas, anche perché voi sapete tutti che c'è stato un incontro faccia a faccia tra il presidente Silvio Alessi e i tifosi. Sapete, i discorsi tante volte quando si raccontano magari vengono anche travisati. Allora noi abbiamo cercato e siamo riusciti, grazie ad Arturo Cantella, di avere ai nostri microfoni proprio Silvio Alessi, che ha risposto alle domande incalzanti del nostro direttore, che ora vi faremo seguire. Ma prima di entrare nel vivo della trasmissione mi preme presentarvi gli ospiti di questa sera, perché questa puntata speciale, ricordo ancora, è dedicata alla FIGC e a tutte le attività che sono in fase di partenza e ad alcune invece di attività che sono anche partite. Quindi con noi abbiamo il nostro presidente della FIGC, Stefano Valenti, buonasera. Buonasera a voi. Il vicepresidente Angelo Caramanno. Buonasera. Stasera ci occuperemo anche di calcio femminile ed ecco la presenza di Giacomo Sabini, buonasera. Buonasera. Ma ai nastri di partenza della terza categoria, come è successo a Palermo con Totò Schillaci, anche ad Agrigento, ecco, il campionato riserva un posto per una squadra di extracomunitari che sarà allenata dal nostro Osvaldo Cumbo. Buonasera anche a te. Poi abbiamo il preparatore atletico della squadra del Licata Calcio Femminile, che è Giuseppe Sanfilippo. Buonasera anche a te. Buonasera. Dunque, allora, riavvolgiamo il nastro, ripartiamo dall'inizio, vediamo qual è la verità su questo discorso Acregas, e lo sentiamo dalla viva voce di Silvio Alessi, e invito la regia di mandare subito questa intervista, che ritengo sia importante per cercare di capire qual è l'attuale situazione. Un momento particolarmente difficile, il silenzio stampa, la squadra che gioca fuori, la mancanza del tifo caloroso dei tifosi, una situazione insomma a divenire con la nuova proprietà, non si sanno i nuovi soci. Ci aggiorni, Presidente. Ma la nuova proprietà dobbiamo capire ancora qual è, però oggi un dato di fatto è che Silvio Alessi è rimasto solo a portare avanti questa baracca, una baracca molto complessa che ha ogni giorno dei problemi grossi. Noi stiamo facendo di tutto per cercare di mantenere la categoria, per cercare di non fare mancare niente ai ragazzi, anche se ultimamente vedo che magari hanno fatto delle prestazioni poco non buone, ecco, però sono da capire e quindi stiamo lavorando, stiamo cercando anche noi di capire meglio cosa fare, perché l'Acregas è il patrimonio della città, l'ho sempre detto, e quindi mi auspico che qualcuno che ha il potere di poterlo fare, darci una mano d'aiuto, perché siamo veramente messi non tanto bene. Il sostegno a Di Napoli, che ha presentato le sue dimissioni. Il sostegno a Di Napoli era un fatto scontato, perché Di Napoli io reputo sia un grande allenatore e anche lui secondo me sta risentendo come i ragazzi di questo momento poco fortunato. Ecco. I problemi stiamo cercando di risolvere, dobbiamo risolvere però con l'aiuto di tutti. Io da solo non posso fare miracoli, ieri l'ho anche detto ai tifosi, gli ho anche detto che io sto facendo di tutto e farò di tutto, come ho sempre fatto anche nel passato, per cercare di mantenere questa società, però è chiaro che non posso fare miracoli. Si parla tanto di questa nuova proprietà, di queste nuove cordate, sono venute ad Agrigento, cosa c'è di vero? Si può arrivare a una conclusione positiva oppure sono solo
così, insomma, sopralluoghi inutili. Allo stato attuale sono solo degli incontri preliminari. Infatti ho sempre detto a tutti che le trattative concrete sono quelle che si fanno con le carte alla mano, sono delle interlocuzioni che lasciano il tempo che trovano. Quindi diciamo non c'è da sperare? Io spero, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, spero che questa società sia ancora appetibile a qualcuno e io farò di tutto affinché si possano realizzare queste condizioni, però è chiaro che le trattative, le interlocuzioni si fanno con gli interlocutori davanti e con le carte alla mano, non si fanno né per telefono né sui giornali. Cosa ha detto ai tifosi? Cosa le hanno chiesto ai tifosi? Che messaggio possiamo lanciare approfittando di questa sua disponibilità? Ho fatto chiarezza su quelle che sono state soprattutto le accuse che mi hanno rivolto in questi giorni, dai manifesti a quello che sono state i cori e le dicerie varie. Ho fatto chiarezza con carte alla mano, perché Silvio Alessi in questi 6 anni ha solo rimesso all'Agas e non ha mai preso una lira. Ho dato il mio tempo, i miei soldi, tutto quello che c'era da dare a questa società, quindi è stato ingrato veramente chi dice che Silvio Alessi ha guadagnato. Mi è dispiaciuto di aver visto Agrigento invasa da quei manifesti contro di lei? Ma è chiaro che è una cosa che non fa piacere, io onestamente ci sono rimasto male perché chi mi conosce sa la passione che metto nelle cose e chi sa benissimo quello che ho fatto e quanto ci ho rimesso in questa squadra. Si può risolvere il problema dell'illuminazione magari con l'intervento del Comune? Ma guarda, io ribadisco sempre che l'impianto dello stadio è di proprietà comunale e penso che come in tutti gli stadi del mondo l'onere deve toccare al comune. C'è stata un'interlocuzione fattiva col sindaco? Abbiamo parlato tempo fa, gli abbiamo detto che noi non siamo nelle condizioni di realizzarlo vista la situazione societaria che c'è in corso e spero che veramente il sindaco e l'assessore Amico si fanno carico di questo problema, ma non per Silvio Alessi, ma per l'Agas e per la città di Agrigento. L'ultimo posto cosa significa in questo momento? L'ultimo posto significa amarezza, perché noi abbiamo una squadra che non lo merita quest'ultimo posto, l'ha dimostrato nelle partite scorse, ora magari è incappato in un momento negativo, però sono sicuro che con la giusta concentrazione e la volontà risaliremo la china. Presidente, perché questo silenzio stampa? Perché non fate più le conferenze stampa prima della partita? Sembra quasi che ci sia uno scollamento anche con la stampa. Assolutamente no, il silenzio stampa è per ridare un minuto di tranquillità a questi ragazzi, perché ogni giorno ne sentono ogni dichiarazione magari non dico da tutta la stampa, ma una piccola parte della stampa viene travisata, viene scritta malamente e quindi è giusto che noi diamo un minimo di concentrazione a questi ragazzi. C'è il presidente, c'è il direttore sportivo Russello che possono rispondere a tutte le domande della stampa con molta serenità. Auspichiamo una maggiore sua presenza comunque. Questo è un impegno che io prendo, perché fino ad ora ho avuto anche degli impegni personali, ora vuol dire che mi dedicherò un po' di più alla squadra. Parole chiare da parte di Silvio Alessi e vuole un po' di silenzio per riflettere e fare riflettere, e noi rispettiamo il silenzio, per questo questa sera noi abbiamo aperto e chiudiamo questa parentesi con l'Akragas, sperando che la prossima volta che ci vediamo, lo dico ogni puntata, ma la speranza è l'ultima a morire, anche se qualche amico dice che chi di speranza campa disperato muore, ma noi siamo qua. Speriamo fino all'ultimo, non penso che il gigante possa crollare perché è abbastanza forte e roccioso. Allora, torniamo alla FIGC. Stefano, inizia la stagione, qualche cosa già è iniziata. Ecco, faccia un po' il quadro della situazione, così andiamo a capire sì, intanto le cose. Ti ringraziamo a nome mio della delegazione, ringraziamo sia te sia il direttore per lo spazio che ci date in questa trasmissione. È iniziata la nostra avventura per questa stagione sportiva 2017-2018 con il campionato juniors, con il campionato allievi, con il campionato giovanissimi e domenica iniziamo con la terza categoria. Veramente una società gioca sabato, quindi diciamo domenica la gara ufficiale iniziamo con la terza categoria. Grande fermento in questa stagione perché abbiamo avuto dei numeri maggiori rispetto all'anno scorso, infatti nella terza categoria da 10 squadre passiamo a 17, anche se nel nostro girone sono 13 perché abbiamo ceduto 2 squadre
a Trapani, una squadra a Caltanissetta, alla delegazione Caltanissetta. E vogliamo nominare di chi si tratta? Le società? Delle società, sì. Tutte le società, penso che c'è un Campobello dedicato che è passato a Caltanissetta, che è passato a Caltanissetta, invece dall'altra parte il Real Unione Sambuca e Montevago passano a Trapani, e la società Lampedusa quest'anno ritorna a fare calcio e passa a Palermo per il girone palermitano. Quindi noi rimaniamo con 13 società della nostra provincia, 16 di cui solo 6 quelle tra virgolette anziane dell'anno scorso, mentre tutte le altre società sono nuove, a partire appunto dagli amici che abbiamo qua. 13 squadre, campionato inizia domenica prossima. Giorno 12 e termina l'ultima settimana di maggio. Quindi è abbastanza lungo. È un campionato bello, avvincente, giovane, con tanto entusiasmo da parte delle società che si sono presentate e si presentano in astre di partenza, e quindi terminerà con i playoff, terminerà diciamo a metà di giugno. La novità è che rispetto all'anno scorso, oltre alla prima che sale in seconda categoria, anche la vincente dei playoff andrà in seconda categoria. Angelo Caramanno si occupa dei campionati di giovanissimi e allievi? No, con precisione mi occupo della rappresentativa, coordino le due rappresentative giovanissimi e allievi, che quest'anno con largo anticipo inizia mercoledì prossimo. Infatti la prima partita sarà in casa con il Siracusa, giocheremo a Favara. Anche noi quindi abbiamo anticipato gli allenamenti, come ogni anno abbiamo fatto 2 gruppi di lavoro con un tecnico, un vice tecnico e un dirigente. Li vogliamo nominare? Sì, per i giovanissimi come tecnico abbiamo Costantino Soglia. Coadiuvato da Sergio Rotulo, dirigente invece Pietro Delfino, come l'anno scorso è stato riconfermato, mentre per gli allievi abbiamo Sossio Aruta come vice tecnico, Lillo Giardina come tecnico e dirigente Tonino Botera. Abbiamo i medici e poi abbiamo i 2 medici, Cutaia e Curella, dottore Curella che noi entra l'anno scorso non c'era, e il dottore Sgarito che è il medico della VGC. Quindi siamo ben organizzati, abbiamo fatto diversi raduni in vari campi della provincia, abbiamo visto tanti ragazzi, dando l'opportunità a tutta la società di portare ragazzi promettenti. Noi predichiamo sempre prima il giovane educato e poi il bravo calciatore, la nostra filosofia è questa, perché noi puntiamo molto sul fair play e poi eventualmente anche se ci riusciamo a vincere qualche cosa, perché l'obiettivo principale è questo. I nostri tecnici stanno lavorando bene, hanno visitato molti ragazzi che sono promettenti e quindi mercoledì prossimo ci accingiamo alla prima partita, giocheremo a Favara, speriamo di partire bene, giochiamo nel Siracusa, una squadra che di solito si propone a nostra partenza come una delle favorite perché ha sempre spornato buoni giocatori, e poi abbiamo 2 trasferte che noi quest'anno articolate in maniera diversa. Ci sono un girone da 4 dove facciamo parte Agrigento, Siracusa, Enna e Catania. Noi giocheremo la prima in casa col Siracusa, poi giocheremo fuori casa con l'Enna e con il Catania, mentre altri 2 sono 2 triangolari delle altre squadre, e quest'anno la novità è che la classifica è unica, quindi alla fine si va alla classifica unica, le prime 4 cioè 2 gironi con classifica unica, 3 gironi, 2 triangolari, un quadrangolare, alla fine classifica unica, ed è molto più avvincente perché non ci sono partite diciamo senza motivazione alla fine, perché una magari è fuori, perché fino all'ultimo c'è sempre la speranza di poter passare come quarta, e quindi ci sarà la prima che incontrerà la quarta, la seconda la terza, le vincenti faranno la finale. Quindi diciamo questa formula accettata da tutti, proposta dal nostro presidente con gli altri presidenti dell'altra delegazione, è stata approvata dal nostro presidente regionale della Sant'Elmo Presti, e quindi penso che sia una formula molto più avvincente che possa dare più suspense fino alla fine per la vittoria di questo torneo. Ma il calcio ha contagiato anche le donne, vero Giacomo? Sì, Giacomo Sabini è il presidente, è l'allenatore, è il selezionatore, diciamo che è un po' tutto, no? Sì, diciamo un po' tutto. Quest'anno stiamo partendo con questo progetto voluto dalla Santa Sofia e da Ligata Calcio, che ringrazio. Mi hanno dato l'occasione di poter formare questa squadra che parteciperà per la prima volta al campionato regionale Serie C di calcio femminile. Ed è un impegno abbastanza bello e avvincente, perché si va a lottare contro squadre di città molto importanti. Stiamo parlando della provincia di Catania, di Palermo, di Trapani. Sì.
avremo squadre abbastanza già da tanti anni protagoniste in questi campionati, per cui c'è la Ludos di Palermo, il Marsala, l'AC Sant'Antonio. Ci saranno diverse società che già hanno la loro esperienza e quindi sicuramente puntano ai vertici, quindi alla vittoria finale. Accanto a Giacomo Sabini abbiamo il allenatore, il presidente, diciamo un po' tutto, della squadra del Brothers, dei fratelli extracomunitari, Osvaldo Cumbo. Non è la sua prima avventura, perché ricordo qualche anno addietro abbiamo organizzato un torneo proprio tra extracomunitari che è riuscito abbastanza bene, ha visto anche la presenza del cardinale Montenegro, c'è stata anche una premiazione, una cosa molto molto simpatica. Come mai avete deciso di presentarvi all'esito di partenza della terza categoria? Ma tutto è nato quasi per scherzo. Io lavoro anche a Casamica, dove è un centro di ragazzi a rischio, quindi da diverso tempo c'è la presenza corposa di questi extracomunitari e abbiamo partecipato da 2 o 3 anni a questa parte a dei vari tornei di calcio a 5 che si svolgono sia nella nostra provincia che in quella di Caltanissetta, e così per scherzo, quasi per scommessa, con alcuni di loro, tornando da un torneo vittorioso nel Nisseno, si era detto che se ci fossero state le condizioni, diciamo, economiche, perché anche ad affrontare un torneo di questo genere c'è la necessità di avere, e fortunatamente il direttore di Casamica ha dato la sua adesione a poter, diciamo, far sì che i ragazzi potessero svolgere questa attività, e ci siamo messi, mi sono messo in prima persona. Come hanno accolto questa nuova avventura? I ragazzi, come tra l'altro è noto, i ragazzi extracomunitari hanno una passione quasi viscerale per il calcio, e quindi la notizia è stata accolta con grande entusiasmo lì ormai da 3-4 mesi, perché noi ci apprestiamo ad iniziarlo, però da quando ci siamo, come posso dire, dedicati alla costruzione di questo progetto, lì non si fa altro che parlare di questo, quindi l'entusiasmo li ha un po' pervasi. Non mi nascondo che anch'io sono stato avvolto in questo entusiasmo, e quindi tutto, che è pieno di sacrifici, è stato affrontato con la voglia, con la passione, quindi si sa che questi sono, come posso dire, situazioni fondamentali per riuscire in un progetto che comunque ha le sue difficoltà. Io ne approfitto, l'ho sempre detto anche in altre situazioni, ma ne approfitto qui della presenza del caro amico signor Valenti Stefano, che è il presidente, come sappiamo tutti quanti, della federazione di Agrigento, della provincia, che ha mostrato ovviamente una grande disponibilità assieme ai suoi collaboratori per darci una mano alla nostra inesperienza, per far sì che la nostra messa in atto di questo progetto potesse avere un risultato positivo, perché si sa che il tesseramento di questi ragazzi ha un iter diverso da quelli quando si tessero i nostri conterranei. Sì. Ora approfondiremo ancora su questo discorso, perché desidero anche dire, fatti altre domande e curiosità che interessano appunto questa squadra, che è una novità assoluta. Ecco, intanto salutiamo Giuseppe Sanfilippo, che è il preparatore atletico del calcio femminile Licata. Ecco, una cosa è allenare i ragazzi, un'altra cosa è avere a che fare con le ragazze. Sono due tipologie di preparazione completamente diverse. Certo, allora innanzitutto volevo ringraziare il mister Sabini e la società Legata, naturalmente, per la splendida opportunità che mi sta regalando. Poi, come dice lei, una cosa è allenare il calcio femminile, una cosa è allenare il calcio maschile. Infatti i carichi sono leggermente inferiori rispetto a quelli maschili, però devo dire che le ragazze si stanno comportando bene. Il nostro obiettivo, come dirà poi il mister Sabini,
è quello di fare bella figura, di divertirci, e spero che le ragazze avranno questo atteggiamento fino alla fine. Ma noi siamo curiosi, vogliamo vedere come giocano queste ragazze, perché tra l'altro abbiamo saputo pure che giocheranno nel campo principale di Cata, al Dino Liotta, quindi sarà un'impresa giocare in un campo così grande. Noi abbiamo un servizio realizzato da Tonino Butera, cui seguiranno anche delle interviste. Seguiamolo, è molto interessante. Siamo con Antonio Mulè, uno dei responsabili della scuola calcio Santa Sofia Licata, che da quest'anno in maniera ufficiale con una squadra di calcio a 11 parteciperà al campionato regionale di Serie C. Antonio, è una nuova esperienza per il Santa Sofia, che lo ha fatto solo in maniera amatoriale, adesso per un campionato ufficiale. Sì, infatti, siccome noi siamo un po' testardi e anche crediamo in certe cose, abbiamo capito che ci sono diverse ragazze che magari piace giocare, e quindi questa opportunità l'abbiamo presa a volo. Naturalmente la squadra sarà ed è Licata Calcio, perché giocherà al Dino Liotta, quindi regolarmente, d'accordo con il Licata Calcio e con il presidente Danilo, che noi speriamo di continuare questo buon rapporto, mentre la squadra sarà gestita in tutto e per tutto da noi, sul piano degli allenamenti, delle trasferte, tutto quello che ci sarà bisogno. È un'esperienza nuova, però io nelle esperienze mi ci butto facilmente, quindi vediamo che cosa succede. Sono convinto che queste ragazze saranno da traino anche per tante altre che magari sono detubanti nel provare, diciamo, a giocare a calcio a 11, perché si è fatto sempre a livello amatoriale a 5, che però per me, ripeto, sì, il calcio a 5 è un altro sport, non c'entra niente col calcio a 11, e quindi, ripeto, un'esperienza del tutto nuova, speriamo bene. Cosa intravedi di buono? Le ragazze come stanno rispondendo? Ma le ragazze sono entusiaste. Oggi abbiamo fatto questo stage, per esempio, sono venute delle ragazze dalle zone periferiche, da Portempedocle, da Calmobello, da Ravanusa, perché è una cosa che attira. Per le ragazze che hanno l'intenzione proprio di fare queste esperienze è una cosa positiva, e quindi questo ci fa ben sperare, perché sono convinto che riusciremo anche a coinvolgere tantissime ragazze della provincia, non solo di Licata. Grazie e in bocca al lupo. Crepi. Bene, era Mulè, grande appassionato di calcio a 11. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? C'è anche il servizio sulle ragazze. Sì, e allora facciamo una cosa, lanciamo il servizio, perché siamo andati direttamente alle interviste, così vediamo pure all'opera le ragazze con il pallone tra i piedi. Vediamo un po' se la regia è pronta per mandare in onda questo servizio, sempre di Tonino Butera. Bene, mi fa. Certo, si lavora, chiaramente. Abbiamo lavorato personalmente nelle classi, nelle cose. Cioè, oggi ne mancano almeno una decina. Come ci sono ragazze di buona volontà che vogliono giocare? Ce ne stanno 4-5 di fuori. C'è uno di Portempedocle e l'altro di Agrigento. Come si chiama suo signora? Io lo conosco. Chi sto caputa la ragazza che faceva calcio bambini. Come si chiama? Non lo so, il cognome della ragazza ce l'ho là alle schede. È sua nipota? Che... Sì, sua nipote. Questa è la 10 di dove sta ragazza? Gioca di qua, dagliela, qua sull'esterno. Vieni. Alla terra. Oppure togliete l'audio, eccolo qua. Abbiamo, scusate, visto le immagini, non era proprio un servizio, ma era una discussione un po' animata. Giacomo con Tonino Butera. No, non credo che ero io con Butera. Ma si vede che io ero molto più stavo più osservando le ragazze. Comunque è bello vedere giocare anche le ragazze, perché certo non si possono paragonare agli uomini, però diciamo che alle prime armi con il pallone tra i piedi piano piano poi si decolla.
Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io sono particolarmente contento di questa società di calcio a 11 femminile e volevo ringraziare direttamente sia i due presidenti delle due società legate a calcio e Santa Sofia che ci hanno dato la possibilità sia dal punto di vista dell'iscrizione, del materiale umano e dell'impegno che metteranno per fare questa squadra, ma volevo anche ringraziare Giacomo Sabini, qua è il nostro oggi anche delegato del calcio femminile della nostra provincia. Questo è il secondo anno che già dall'anno scorso abbiamo tentato di far partire questo calcio 11 a Licata e l'anno scorso non ci siamo riusciti, quest'anno sì. Siamo contenti perché vogliamo dimostrare che il nostro impegno è a 360 gradi, quindi noi siamo partiti l'anno scorso con dei tornei scolastici per il calcio femminile e è stato l'inizio. Quest'anno partiamo. Ed è stato un successo. È stata una bella cosa, abbiamo fatto sia un triangolare sia da Agrigento che a Licata, sempre con la collaborazione di Giacomo, e quest'anno siamo così ai nastri di partenza non solo con il calcio a 11 femminile, ma ti comunico che anche con il calcio a 5 femminile amatoriale siamo in procinto di fare un torneo organizzato dalla nostra delegazione. Questo per dire che per noi il calcio sì è maschile, però c'è tanta curiosità, tanta attesa per questo calcio femminile e noi diamo la possibilità a queste ragazze, a tutte le ragazze che vogliono giocare, di avvicinarsi alla nostra federazione, alle società che fanno questo calcio femminile per poter divertirsi assieme a noi. Giacomo, vogliamo presentare, perché abbiamo una piccola rappresentanza della squadra, vediamo di presentare queste ragazze, il microfono cortesemente lo potete prendere così almeno le presentiamo anche al nostro pubblico, anche da Licata ci seguono, almeno salutiamo i nostri amici licatesi. Allora, cominciamo dalla tua destra. Questa è una bellissima sorpresa, è stata l'unica ragazza che praticamente è venuta attraverso la locandina. C'è la locandina che ci ha permesso di pubblicizzare, ha visto la pubblicità e si è presentata. Le altre già mi conoscevano e quindi prese dalla voglia di fare calcio a 11 ci sono presentati ai vari provini. Ecco, nome e cognome, come ti chiami? Chiara Angelica Chianetti. E il tuo ruolo qual è? Centrocampista. Senti una cosa, da piccolina suppongo che ti piace giocare a calcio? No, sono 4 anni che gioco. Sono 4 anni, ma 4 meno hai iniziato proprio giovanissima, no? Sì. Senti, come ti trovi con le altre tue amiche che sposano questo progetto nuovo per la nostra provincia? Mi trovo bene, solo che non le conosco tanto, sono nuove per me. Tu di dove sei? Di Porto Empedocle. Ah, quindi allora da Porto Empedocle ti sposti a Licata anche per allenarti? Sì. Anche per allenarti. Vediamo di conoscere l'altra ragazza, come ti chiami tu? Tirafi Federica. Sei di dove? Licata. Sei di Licata. Il tuo ruolo? Attaccante. Eccolo qua, ecco, abbiamo un attaccante. Ma sei un attaccante centrale oppure sei un esterno? Un esterno. Sei un esterno. Ti trovi bene? Abbastanza. E questo campo così grande, tu come ti ci trovi? Abbastanza bene. Abbastanza bene. Bene, passiamo avanti. Come ti chiami tu? Piccionello Alessia. Sei di dove? Di Licata. Sempre di Licata. E il tuo ruolo? Portiera. Portiere. Quindi sei quella che ha un ruolo molto delicato, mentre lei deve fare gol e tu invece i gol non li devi far fare. Sì. Comunque l'importante è che nel prossimo campionato non vi dovete scoraggiare, perché purtroppo le partite si vincono e si perdono. Va bene, quindi su questo poi vi vaccina abbastanza bene il nostro Giacomo. Passiamo avanti. Tu invece? Alessia Caico. Caico. Centrocampista. Sarà dedicata? Dedicata pure. Sì. Il tuo ruolo? Centrocampista. Centrocampista, quindi sei in fase di regia. Diciamo di sì. Bene, allora, tieni il microfono in mano. Giacomo, è la prima esperienza che loro fanno in un campionato di calcio a 11 per giunta. Sì, è nuova. E si devono vaccinare a tutto. Appunto, hai detto bene prima, devono essere serene, divertirsi, come ha detto anche
Giuseppe, è pensare solo a fare esperienza e cercare soprattutto di essere squadra, di essere un bel gruppo e di portare e di promuovere il calcio a Licata ma in tutta la provincia. Bene, a questo punto io inviterei la regia di mandare la pubblicità, poi riprenderemo con la seconda parte e approfondiremo i discorsi con le nostre rappresentative, che sono tra l'altro le nazionali della provincia, no Angelo? Sì, certamente. Sono le nazionali della provincia, e chiaramente poi approfondiremo anche il discorso dei Brothers, c'è grande curiosità, poi vedremo dove andranno a giocare, così qualche partita noi la andremo pure a seguire. Un po' di pubblicità, poi riprenderemo. Hai un immobile da vendere? Cerchi casa? Ti serve un ufficio, un locale commerciale o cerchi un terreno? Biro Affare è l'agenzia immobiliare che fa per te, attenta alle necessità di venditori ed acquirenti. Vieni a trovarci a Favara oppure vai sul nostro sito. Troverai assistenza, competenza e cortesia e l'affare immobiliare che cercavi. Per la tua pubblicità in Sicilia su TVA LCN 92 chiama il 337 96 5560. Un nome, Famarà, Fayet, può diventare un nome importante. È il nome del nostro ospite che abbiamo. Diamogli il microfono. Intanto, da dove arrivi tu? Dal Gambia. Avvicinati il microfono. Dal Gambia. Dal Gambia. Sì. Ecco, vuoi dire ai nostri amici che ti vedono da casa qual è il tuo ruolo? Cosa? Dove giochi tu? Sei in attaccante, sei... Centro di campo. Ah, sei centrocampo. Sì. Ti trovi bene a giocare con i tuoi amici? Sono tutti bravi come te? Sì. Penso di sì. Ma tu vuoi vincere il campionato? Sì. Metti in crisi pure Casamica, perché se si vince il campionato poi bisogna andare in seconda categoria. Senti, parlami di te. Ma tu a calcio ci hai giocato sempre, anche quando eri al Gambia? Sì, quando io ero piccolo io sempre giocare a calcio, Gambia. Da quanto tempo è che ti trovi qua in Italia? 2 anni ora. 2 anni? Sì. E sempre hai giocato tranquillo? Sì, sempre giocare. Però prima io devo andare a scuola. A scuola? Quando finisci scuola noi andare a giocare pure. Quindi prima studiate, sì, e poi andate a giocare. Sì. Bene, vorrei parlare un attimino con Osvaldo. Cioè, vedo che i ragazzi hanno già imparato a parlare anche italiano. Non diverrà difficile allenare una squadra del genere? No, le difficoltà sono soprattutto sotto l'aspetto tattico, cioè al di là di che Famarà è uno che mastica il pallone, però lì soprattutto hanno l'aspetto agonistico che diciamo è preponderante nella loro attività. Per il resto non hanno un'educazione calcistica, perché insomma si capisce che venendo... Noi stiamo parlando di schemi. Esatto, venendo o tra virgolette scappando dal loro territorio già bisogna capire le condizioni in cui si trovavano, quindi al di là della passione o di qualche dono che qualcuno di loro ha in maniera innata, per il resto è un po' complesso e complicato, però la passione, come dicevo prima, e la grande volontà che hanno, la determinazione, perché per loro il calcio, come ben si può intuire, potrebbe essere una fonte di, come posso dire, di arrivo, un traguardo possibile da poter raggiungere, quindi è chiaro che la dedizione, l'attenzione che mettono è qualcosa di importante, e questo aiuta tanto al sottoscritto a far sì che insomma si possa pianificare un po' quello che è lo svolgimento del prossimo campionato. Famarà, quanti anni hai?
19. Io, 19. Sì. Il tuo sogno qual è? Il tuo sogno, la tua aspirazione. Il desiderio che hai. Desiderio. Cosa vuoi fare? Io? Sì. Giocatore. Giocatore. Dove vuoi giocare? Così ti raccomandiamo. Dove vuoi giocare? Dove Dove? Milano. A Milano? Sì. Bene, allora parliamo con il Milan o con l'Inter? Milan? AC Milano. Milano, Sì. benissimo. Speriamo che possa succedere. Qualcuno che è passato da queste parti è diventato famoso. Sì, c'è il buon Evra che come Evra, sappiamo Evra è passato, anzi è arrivato sbarcato alla nelle Sala. nostre coste e poi ha fatto carriera. E chissà che magari No, non qualcuno onestamente sotto l'aspetto tecnico devo dire che insomma qualche piede buono c'è in squadra. È chiaro che, come dicevo prima, l'amalgama della squadra, come diceva un noto personaggio italiano, si deve trovare ancora, quindi Comunque, non si compra con come il tempo, voleva. con il tempo verrà anche. Il tempo è a loro a favore, Sicuramente, sì, questo sicuramente. Ritorniamo un attimo alla FIGC, parliamo di rappresentative, anzi invito la regia a mandare in onda delle immagini sia degli allievi che dei giovanissimi e juniores, giusto? Ecco, parliamo un attimino di queste rappresentative. Sì, allora, le rappresentative nascono dopo 2 anni di assenza, grazie all'insistenza della nostra delegazione e al nostro presidente Angelo Presti, che a tutti i costi l'abbiamo voluti. Perché nascono le rappresentative? Per dare la visibilità a tutti i ragazzi che partecipano ai nostri campionati. Dove siete qua, scusami? No, questo è il campionato provinciale juniores a Fontanelle. Va bene, comunque mandiamo le immagini. Poi diciamo la funzione è questa, ma soprattutto per dare la possibilità alla rappresentativa regionale di attingere da quelle provinciali. Quindi la prima fase si fa a livello provinciale con il torneo Brucato. Nel frattempo i selezionatori regionali vanno a visionare questi ragazzi, quindi facciamo da traino per portarlo eventualmente a quella regionale, e lì ci sarà poi il torneo con tutte le altre regioni, dove molti società importanti di categoria superiore vanno a visionare questi ragazzi. Quindi noi diamo l'occasione, l'opportunità a tutti i ragazzi della nostra provincia che sono promettenti, invece di andare a fare provine a destra e a sinistra che magari lasciano il tempo che trovano e sono magari spesso volentieri delle delusioni, e quindi il ragazzo diventa disilluso invece di innamorato del calcio. L'opportunità seria di essere visti da persone serie nei momenti opportuni e giusti. Quindi io vorrei aprire una maglia, Angelo. Dimmi. C'è il business dei cosiddetti provini, cioè molti ragazzi partono perché i genitori sono convinti che hanno dei campioni a vendere e poi ci sono delle delusioni. Non so se vuoi rispondere tu, Stefano, oppure Angelo vuole rispondere. Dai, Angelo. Allora, spesso e volentieri succede questo, Carmelo, che il papà che capisce poco di calcio vede in televisione l'attaccante, il bomber che guadagna tanti soldi, e quindi è convinto che il proprio figlio possa essere un investimento per il futuro e per la famiglia, e non si diverte più, ragazzi. Questo ragazzo viene bombardato da provini, quindi viene illuso, dopodiché succede quello che succede, 1 su 1000 ce la fa, 999 sono gente che poi non vuole nemmeno più vedere la partita in televisione, quindi si innamora del calcio e quindi non giocano più. Invece io dico sempre che un ragazzo bravo, anche se gioca in periferia, anche se gioca nei campi sterrati di qualsiasi periferia, di qualsiasi campo d'Italia, se è bravo sicuramente ci sarà chi lo vedrà e lo selezionerà e lo porterà dove ci sono delle condizioni per poter eventualmente emergere. Cioè, la fortuna non è quella di balzare immediatamente, la fortuna è innanzitutto quella di essere bravo. Perfetto. E poi la bravura dal punto di vista tecnico sarà sicuramente vista dagli osservatori, perché non bastano inosservati. Sì, sicuramente chi sa giocare a calcio sarà sicuramente visto da qualcuno che capisce di calcio e sicuramente sarà portato, diciamo, dove ci sono le condizioni per poter veramente fare calcio. Quindi evitiamo questi provini che sono spesso, ripeto, business per qualcuno, ma sicuramente disillusione per molti ragazzi che non giocheranno più a calcio. Qua siamo, dove siamo, Stefano? No, qua queste sono le immagini che stiamo vedendo adesso. Non si tratta delle rappresentative, perché il servizio che verrà successivamente, queste sono delle immagini della categoria del campionato giovanissimi. Dove siamo qua? Qui siamo a Comitini, tra la scuola, la società in Vicchita Magione dell'amico Frecapane con la Ginny Club Stadium di Sciacca. Quindi noi parliamo di una fascia d'età che stiamo va dai 12 ai 14 anni. E come vedi c'è anche una ragazza che sta giocando in calcio 11
un provinciale, quindi significa che la federazione quello che dice sempre è che le ragazze possono giocare anche dei campionati allievi giovanissimi, addirittura con una deroga possono giocare in campionato minore. E abbiamo anche dei casi di ragazze che giocano regolarmente. Nell'Invicchita ci sono 2 ragazze che giocano e hanno fatto parte anche della rappresentativa regionale. E che sono state adocchiate anche da club importanti, so io. Sì, sono ragazze che giocano, si fanno rispettare anche con i ragazzi e riescono a dare il loro contributo molto bello e buono anche in una gara a cospetto, paragonandosi con i ragazzi. Parliamo di giovanissimi, Angelo. Sì, volevo fare una premessa su questo. L'anno scorso è stato bellissimo vedere l'Invicchita Maggio vincere il torneo, il capitano era una ragazza, quindi la cosa più bella, vedere una ragazza che alza la coppa in un regno tutto così maschile. E questo è quello che noi ci proponiamo da qualche anno con il presidente Valenti e lo vogliamo divulgare, ecco perché nascono le scuole di calcio e le società di calcio nella nostra provincia. Agrigento, Licata è un punto di partenza, ma diciamo che a livello calcio 5 femminile molti paesi della provincia si stanno attrezzando, non dimentichiamo che c'è la Quisquinese, c'è Montallegro, c'è Sciacca mi sembra. Cioè ci sono a livello calcio a 5 ci sono diverse squadre femminili, solo che dovrebbero avere il coraggio di spostarsi sul Campa 11. No, diciamo, mi permetto di fare una parentesi, diciamo che queste società che hai menzionato tu sono società che hanno partecipato a calcio a 5 femminile federale e che magari qualcuna per motivi economici, perché essendo poche come società sono costrette ad andare a giocare a Catania, cioè a Trapani o a Palermo, di conseguenza aumentano le spese e magari qualcuna sta rinunciando a partecipare al campionato federale proprio per questo motivo. L'intento nostro, questo di fare il torneo di calcio 5 amatoriale, sposa completamente questa tesi, cioè poter giocare, divertirsi con un torneo organizzato dalla federazione a costo completamente minimo, quasi irrisorio. E quindi ecco che noi ci proponiamo alle società e a quanti vogliono fare questa esperienza del calcio 5 femminile, perché noi proponiamo tutte e 2 le categorie, il calcio a 11 femminile e il calcio a 5, però sappiamo benissimo che in una fase iniziale è più consono una ragazza a giocare a un campo più piccolo, perché come hai detto tu poco fa, giocare allo stadio di Liotta è un campo abbastanza... Io non conosco gli altri stadi, non so se tutti saranno in erba, sintetico o erba naturale. Ce ne sarà qualcuno che magari sarà in terra battuta? No, sicuramente, sì. Quindi si dovrebbero adattare, si adatteranno sicuramente anche a quel tipo. Quando inizia questo campionato? Hai detto domenica? No, io ho saputo intorno ai primi di dicembre. Quindi dovrebbe iniziare il campionato, però non so, non è un dato certo. Ancora non è uscito nel calendario e né niente? Ancora niente. Come tesseramenti, per esempio, diciamo che è una cosa diversa da quello maschile, ma sai, cammin facendo, c'è sempre qualche ragazza che dice ma vorrei giocare, è sempre tesserabile oppure bisogna rispettare sempre i termini, Stefano? No, i tesseramenti sono uguali a quelle maschili, non cambia niente. In qualsiasi momento se una ragazza vede la squadra di Giacomo, vede questa ragazza e decide di affiancare questo gruppo o di mettersi in discussione, in gioco in questo torneo, lo può fare benissimo. Lo sto dicendo così invogliamo anche le ragazze che magari una domenica o un sabato, non so quando giocherete voi, andranno al Dino Liotta a seguire le vostre ragazze e magari dice sai è un'avventura che io voglio seguire, allora potrebbe anche richiedere di fare parte anche del club. Quante ragazze ci sono tesserate? Tesserate per il momento 22 ragazze, una rosa completa. Un'età che varia dai 14 ai 40 anni. Anche 40 anni? Quindi abbiamo anche delle signore che ancora si divertono a giocare a calcio. Che mi aiuteranno tantissimo a poter dare esperienza a queste ragazze. Più campo o più palestra? Lo dico a te Giuseppe. No, io preferisco più il campo, anche perché a calcio
si gioca con la palla e non bisogna fare soltanto come si faceva una volta, solo potenziamento, resistenza e basta. Bisogna anche giocare con la palla per raggiungere la forma migliore, diciamo. E voi le vostre partite, Osvaldo, dove le andrete a giocare? In casa? Noi, grazie al sindaco di Agrigento, abbiamo ottenuto la disponibilità del campo di Fontanelle, quindi tra l'altro siamo l'unica terza categoria della città, squadra che c'è in città, quindi ci alleniamo invece presso i campi della Pinatina dei fratelli Bellavia. Quindi diciamo che vi state preparando bene a questo primo appuntamento. Sì, ormai la squadra è quasi pronta, la rosa, c'è stata una selezione forte di circa 36 ragazzi, perché poi si era sparsa ad Agrigento la notizia di questa squadra formata da ragazzi extracomunitari, e quindi tutti quanti confluivano lì in questo campo. A me non piace, diciamo, isolare nessuno, li ho un po' visti tutti, però a un certo punto hai dovuto fare una scelta l'ho dovuto fare, sì. E quindi attualmente la rosa è formata da quando i giocatori? Ma ce ne sono una ventina di giocatori, anche se dobbiamo ancora, tra parentesi, non lo faccio sentire al Presidente, così dobbiamo ultimare gli ultimi tesseramenti. Senti, domenica prossima inizia il campionato. Sì, noi siamo la prima, riposiamo. Perché sono 13 squadre, quindi a turno noi ci sarà sempre una squadra l'esordio che riposerà. L'esordio lo facciamo a Santo Stefano, mentre la prima di campionato ospitiamo la forte squadra, così dicono i media di Favara, qua a Fontanella, il 26. Quindi inizieranno nel freddo. Anzi, evitiamo la trasferta rigida di Santo Stefano, perché insomma si sa che è una zona nevosa, quindi come si suol dire ce la leviamo subito dal pensiero facendola il 19. Prima che inizi l'inferno, il brutto tempo, sì. Famara, e allora, sei pronto per questa avventura? Sì. Microfono, dov'è? Sei pronto? Sì. I gol chi li segna da te? I gol, chi li fa? Gli attaccanti. Tu non ne fai gol? Non è sempre, però io giocare centro di campo. Centro di campo, però tiri? È il rigorista Famara. Ah, rigore? Sì, il rigore io bravo. Il tuo giocatore a chi vuoi somigliare? Verratti. Sì. Verratti, come centrocampista. Sì. Guea. Che ti dice Guea? Che? Non ne so capire. Guea. Te lo ricordi George Weah? Sì, George Weah, sì. Prima io ero piccolo. Tu eri piccolo? Sì. Bene, ragazze, questa è una nuova avventura. Passa il microfono alla prima. È un'avventura in tutti i sensi. Cioè è il battesimo del fuoco per alcune di voi, o no? Per me personalmente no, perché l'anno scorso ho giocato con le Aquile Calatine, sempre calcio a 11. Calcio a 11. A Caltagirone, quindi. A Caltagirone. Sì. Ti sei divertita? Sì, perché abbastanza. alle ragazze bisogna... C'è una differenza abissale tra calcio a 5 e calcio a 11. Calcio a 11. Quindi preferisco calcio a 11. Calcio a 11. Tu invece, tua prima esperienza oppure hai già giocato? No, la stessa cosa di Alessia. Se hai giocato con le Aquile Calatine? Sì, a Caltagirone. A Caltagirone. Ma quest'anno le Aquile Calatine si presentano o no? No. So di no, almeno. Avanti. Tu hai giocato pure? Anch'io ho avuto l'esperienza di giocare con il Caltagirone. Con il Caltagirone. Ti sei trovata bene? Abbastanza. L'ambiente come risponde a Caltagirone? Ne vengono tifosi sugli spalti? Non molti, però c'è un ambiente abbastanza tranquillo. Tu? Io ho giocato sempre a 7, a 9, questa è la prima volta che gioco a 11. Sempre a Porto Empedocle? No, ho giocato a Brescia. Ah, quindi tu arrivi da Brescia, quindi c'è una certa cultura, ma chiaramente tu ti trovi a Brescia per motivi di famiglia? Sì. E là tu giocavi regolarmente? Sì. Ecco, cerchiamo di approfondire questo discorso. Cioè, a Brescia non è Agrigento, non è Licata, è una città grande dove la cultura del calcio è diversa dalla nostra. Tu hai notato delle differenze?
Ma c'è più serietà. Puntualità forse? Sì, anche. Avevate un tecnico, un maschio, femmina? Sì, avevamo una femmina e anche un maschio. E anche un maschio. Quindi un'organizzazione, diciamo, diversa e più approfondita. Stefano, è stato sempre un sogno del nostro presidente Santino Lopresti, ma anche il tuo, quello di avere le nascite di partenza delle squadre femminili. Si è tentato sempre, però non si è riusciti. Quest'anno mi sembra che sia l'anno buono. Sì, come ho detto poco fa, siamo andati alla ricerca già da qualche anno se ne è parlato sempre. Se ne è parlato sempre perché anche specialmente quando il nostro ex presidente regionale Sandro Morgana, adesso vicepresidente nazionale dell'ND Area Sud, ha avuto la delega del calcio femminile a livello nazionale, quindi diciamo lui ci ha anche infogliati, dato l'input per poter anche nelle nostre zone avere il calcio femminile a 11 che da qualche tempo dobbiamo dire che sta prendendo attenzione anche l'obbligo per i grossi club avere pure, oltre diciamo la squadra maggiore di Serie A, dovranno attrezzarsi con le squadre di calcio femminile a 11, quindi è un gioco che sta prendendo piedi e quindi anche noi vogliamo essere preparati, ma al di là del gioco, perché vogliamo far capire a tutti che il gioco del calcio può essere anche svolto dalle ragazze. Le ragazze possono partecipare, a differenza di come pensano qualche mamma, che magari è un gioco maschile, che magari da un punto di vista muscolare diventano robuste dal punto di vista delle gambe, delle quadricipiti. Invece devo dire che il gioco del calcio è un gioco normale come tutti gli altri, quindi anche le ragazze possono partecipare. Devo dire, lì per esempio sabato, dove siamo andati a vedere lo stage che ha fatto il Licata Calcio e gli allenamenti che abbiamo visto, c'era appunto diverse ragazze che già giocano tecnicamente abbastanza bene. Faccio anche riferimento ad una signora di 33 anni che adesso non mi ricordo come si chiama, Lucrezia, che addirittura a centrocampo dettava veramente delle belle aperture, delle belle trame, abbastanza interessante, vedendo delle ragazze che magari uno può pensare che sono solo ragazze che buttano via il pallone. Ed è vero strano trovare una signora matura, perché a 33 anni si è maturi, che ancora continua a divertirsi a calcio, perché solitamente ecco, c'è un fenomeno strano che le ragazze ad una certa età si trovano a dover scegliere il proprio futuro. Tu che ne pensi, Giacomo? Guarda, io rispondo con la stessa risposta che nell'intervista ha usato Lucrezia. Lei si diverte e ha voglia di giocare. Infatti il segreto è divertirsi. Ha risposto così. Tra l'altro è una delle ragazze che è stata ferma 2 anni e quest'anno, nel sentire il calcio a 11, ha subito... Si è invogliata. Sì. Ma da qualche anno a questa parte, ecco, anzi FIGC ed AIA si riuniscono prima che inizino i campionati per fare un po' il punto della situazione, come comportarsi durante la stagione, e c'è una sorta di collaborazione tra FIGC, quindi federazione, e associazione degli arbitri. E questo è molto interessante perché questa esperienza è nata quanto tempo fa? Questo inizio, questa collaborazione così stretta tra le due componenti, FIGC ed AIA, è nata con noi, diciamo, da tre anni a questa parte. Questa è la terza riunione che facciamo congiunta con l'AIA. Come vede nell'immagine è una riunione tenuta nella sezione AIA di Agrigento, che ringrazio sempre il Presidente Drago per l'ospitalità che ci dà, e come vedi è una riunione fatta fra gli arbitri che andranno ad arbitrare i nostri campionati di terza categoria, juniores, allievi e giovanissimi, e la componente terza categoria,
che come vedi con il grande entusiasmo che c'è, dove era presente pure l'amico Osvaldo, quasi tutte le società erano presenti, perché man mano queste riunioni vengono fatte, man mano c'è questo confronto, si capisce veramente la necessità di un confronto. Cioè noi abbiamo messo davanti gli arbitri e i dirigenti, dicendo loro: signore, questi sono gli arbitri che vi arbitreranno e questi sono i dirigenti che con tanta passione portano avanti questa attività, con tanta buona volontà da parte di tutti, con tanta voglia da parte di entrambe le parti. Dobbiamo cercare, ognuno dalla sua diciamo, parte, di comportarsi in maniera adeguata affinché si finiscono, o quantomeno cerchiamo di limitare al massimo gli atti violenti nei confronti degli arbitri, perché diciamo sempre che l'arbitro è una persona come tutti noi, è normale, che può sbagliare così come può sbagliare un giocatore di calcio, e diciamo pure che un dirigente, quando a volte entra in campo da una persona seria, magari preso dalla foga della gara, va fuori con qualche frase che va a penalizzare un po' l'operato dell'arbitro. E in queste riunioni vogliamo, se non altro, far capire a tutte le componenti che noi abbiamo bisogno dell'una e dell'altra, perché senza arbitri non si può giocare, senza società gli arbitri non possono arbitrare. Da 3 anni a questa parte le cose sono migliorate o no? No, da 3 anni a questa parte le cose sono sicuramente migliorate, perché mentre da una parte il campionato di terza categoria era visto come l'ultimo campionato dove andavano a giocare ormai le persone che avevano smesso, tra virgolette, di giocare a calcio, oppure a qualche amatoriale, quindi si dava molto più importanza all'aspetto agonistico e meno all'aspetto tecnico. Voi per queste riunioni, voi anche per il fatto che il livello è molto, dal punto di vista tecnico, si è alzato con la terza categoria, perché ci sono tantissimi ragazzi che pur evitando di andare a fare sacrifici fuori, magari senza grossi rimborsi spese, preferiscono giocare nei propri paesi, nei propri centri, con le proprie squadre, quindi divertendosi e quindi facendo alzare il tasso tecnico della squadra. Osvaldo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere qualcosina. Proprio io ho fatto circa 9 anni l'arbitro e devo dire che la novità di queste riunioni, perché io l'ho saputo proprio adesso, da quando ho intrapreso questa avventura, è una cosa estremamente positiva. Io l'ho notato anche proprio. Ancora io mi sento arbitro dentro, quindi c'è poco da studiare, secondo quello che uno fa poi qualcosa ti rimane, la traccia rimane. E devo dire che l'atmosfera che i ragazzi avevano, la voglia, io ho un po' tastato il polso quella serata, era proprio quella di vedere prima della partita questi dirigenti, questi presidenti, chiunque sia, tecnici eccetera, proprio perché hanno avuto in quell'occasione modo di vedere quelle persone che probabilmente senza l'agonismo, senza l'adrenalina della partita stessa, vedere che si tratta di persone comunque per bene, che affrontano, come diceva bene sia adesso che a seguito dell'intervento che ha fatto in riunione il Presidente Drago, poi ha nuovamente voluto ribadire il Presidente Valenti che comunque questi dirigenti, al di là delle piccole cose che potrebbero venire meno durante lo sviluppo di una partita, diamo comunque, diceva giustamente il Presidente, una minima attenzione e considerazione a queste piccole squadre che sono prese solo e esclusivamente di grande entusiasmo, che non c'è nient'altro, non ci sono interessi, non c'è nient'altro se non quello dell'entusiasmo. Devo dire comunque che il Presidente Drago, che insomma conosco, Gero, ha anche lui dato un input importante ai suoi ragazzi, e io credo che sarà una collaborazione ma veramente veramente positiva. Devo dire che il tasso tecnico, poi mi sono anche informato con qualche dirigente, anche da parte loro il tasso tecnico, come diceva il Presidente, è un pochettino alto, quindi Gero giustamente, Drago non l'ha voluto sottolineare questa riunione, ma mi permetto di dirlo, quindi secondo me sarà un avvincente campionato di terza categoria. Insomma, chiaramente sperando che, come l'anno scorso, non succeda assolutamente niente. Noi ci avviamo verso la conclusione. Stefano, vuoi aggiungere qualche altra cosa prima che terminiamo? Sì, io aggiungerei soltanto che siamo in fase di partenza, ma come dicevo poco fa,
siamo diretti. Abbiamo già preso le direzioni di tutti i settori, compreso anche l'attività di base con cui partiremo la prossima settimana anche con l'organizzazione dei campionati, dei tornei, Soldienti, Puccini, Piccoli Amici, eccetera, eccetera, così anche nelle scuole, dove la prossima settimana iniziano dei corsi di aggiornamento per le maestre con il nostro responsabile attività scolastica, dove andremo a formare, a fare un corso di aggiornamento alle maestre che lavorano nelle scuole primarie e dell'infanzia. A Favara abbiamo 2 scuole che partecipano con 4 corsi, quindi significa che la nostra delegazione non è indirizzata solo a organizzare il cosiddetto campionato e basta, ma la nostra organizzazione, perché comprende la delegazione tanti componenti che fanno ognuno il proprio operato, danno il proprio operato, consente di poter fare l'attività a 360 gradi. Ecco, prima di concludere io vorrei precisare che la partita Vigata Atletico Licata, anziché giocarsi a Porto Empedocle, per la coincidenza con l'altra partita di prima categoria, ecco, questa domenica si dovrà giocare sul neutro di Realmonte. Vigata è una squadra di Porto Empedocle, quindi come vedete, ecco, in grande stile Porto Empedocle, no? C'è una prima squadra e Empedoclino una seconda squadra che si chiama Vigata, non si poteva chiamare altrimenti. Bene, questa è stata una puntata tutta particolare dedicata agli amici della PGC. Abbiamo iniziato con un'intervista in esclusiva da parte di Silvio Alessi. Ecco, abbiamo preferito mandare l'intervista, sentire direttamente Silvio Alessi, perché su un incontro avuto con i tifosi se ne sono dette di cotte e di crude. La verità è quella che ha detto Silvio Alessi al microfono di Arturo Cantella. Noi riprenderemo la turnazione a partire da lunedì prossimo e non più il martedì, e quindi io mi preme anche salutare il nostro Gerlando D'Aleo che ci sta seguendo, che oggi si è preso un giorno di ferie. Ringrazio Stefano Valenti, Angelo Caramanno, Giacomo Sabini, Osvaldo Cubo e salutiamo anche il nostro Giuseppe Sanfilippo, oltre le ragazze e anche il giocatore, sperando che lo possiamo vedere nei campi di Serie A. Chissà che magari non possa succedere. Bene, io ringrazio tutti per la cortese attenzione, vi rinvio al prossimo lunedì, arrivederci e buonasera a tutti.